Pensiero del giorno, martedì 13 agosto. In silenzio con Gesù. Chi ti ama sinceramente, Signore, spesso avverte la tua presenza nel silenzio delle sue stanze, nel profondo del suo cuore, e questa sensazione tocca le loro anime come se ogni volta le toccasse nel modo più vivo. Ti ringraziano perché sei molto vicino a loro, perché sei tutto per loro. Sei colui che dà senso al vivere e al morire. Ti ringraziano anche se spesso non sanno come farlo e non trovano le parole per dirlo. Sanno solo che tu li ami e che loro ti amano. Non c'è nulla di così dolce sulla terra come te. Quando appari, sentono il paradiso nell'anima. Si chiedono: è così il paradiso? Ed esclamano: è meraviglioso. Ti ringraziano, Signore, per la vita, per averli condotti qui. E se fuori ci sono ancora ombre che possono offuscare questo paradiso anticipato, quando tu ti manifesti tutto diventa remoto e distante. Tutto il resto non esiste. Tu esisti. Chiara Lubich, Meditazione 2, Città Nuova, pagina 26. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.